Presidente, c'è questo piano allora della Regione, questa proposta all'organizzazione del Giro per un piano appunto triennale. State aspettando la risposta dell'organizzazione, però insomma l'obiettivo è ambizioso, 2 tappe all'anno per 3 anni. Sì, noi vogliamo programmare perché questo ci permette di investire sul territorio e sulla promozione dello stesso evento. Il valore aggiunto di eventi internazionali come il Giro d'Italia è la possibilità di far conoscere il nostro territorio. Se possiamo avere una pianificazione reale e come in una normale azienda sia possibile per i prossimi anni capire quali devono essere gli investimenti e quali devono essere i ritorni per il territorio, si può fare un lavoro strutturato e spendere bene i soldi, altrimenti una rincorsa all'ultimo che diventa soltanto una vetrina che però non ha un ritorno. E su questo devo dire che già nel 2020 questa partenza straordinaria da Rivolto con Frecce Tricolore e Giro d'Italia insieme è un evento di carattere mondiale in cui il Friuli Venezia Giulia sarà protagonista. Si parla di un piano triennale, ovviamente tornerà lo Zoncolan, oggi ci avete dato una notizia, non anticiperete chissà che, ma c'è un suo posto del cuore, un posto del cuore con il quale magari del quale ha già parlato con Cagnero, No, che io ho parlato fosse valorizzato? Allora io parlo e dico una cosa che non potrei dire perché magari non si farà mai, però una cosa che secondo me a me piacerebbe moltissimo valorizzare le nostre bellissime lagune, perché secondo me è un paesaggio unico a livello italiano e immagino soltanto le riprese dall'alto cosa può essere far conoscere una particolarità del nostro territorio che credo moltissime persone vorrebbero conoscere. Se lo facciamo conoscere noi facendo sapere che c'è, sicuramente potremo attrarre turismo e investimenti. Quindi visto che Cagnero ha lanciato l'idea di valorizzare tramite gli eventi che delle Frecce Tricolori questo passaggio anche Villa Manin, le risponde con un'altra richiesta. Esatto, è una rincorsa, però insomma in 3 anni penso dobbiamo fare un lavoro ovviamente attento, sono dei desiderata, dopodiché quando verrà concretizzato presenteremo ovviamente quello che veramente verrà fatto.